La torcia illumina i cunicoli bui, i pavimenti lerci tra sporcizie e l'odore fetido. Sotto la tangenziale aveva sede il quartier generale dei pusher di Padova. La scoperta durante il blitz della polizia, che è arrivata al covo dopo numerose segnalazioni di residenti della zona dell'Arcella, che confina con i piloni della tangenziale all'altezza di Corso 13 giugno. Un labirinto di cunicoli difficile da varcare. In alcuni punti i pusher avevano posizionato sensori con allarmi per segnalare la presenza delle forze dell'ordine, e così i pertugi dei rialzi murari della tangenziale erano presto diventati un luogo ideale per nascondere droga: marijuana, quasi 3 etti di hashish e 3 etti di cocaina, trovati accanto a pacchi di banconote di vario taglio. Vicino ad un materasso sudicio c'era tutto il materiale per confezionare lo stupefacente, che veniva consegnato sul posto attraverso un singolare stratagemma. Molto particolare era anche la condotta di spaccio, ovvero c'era una corda con legata ad un capo una bottiglia, e questa bottiglia serviva per ricevere i soldi dagli acquirenti, restituendo poi in cambio lo stupefacente. Su strada invece la droga circolava racchiusa in un contenitore per il trasporto del cibo. Durante il blitz è stato anche ritrovato un cucciolo di terrier abbandonato e spaventato. La zona tra via Dupré e via Fornace Morandi era diventata un continuo di rivieni di spacciatori, e i residenti erano esasperati. Gli stranieri violenti non avevano esitato ad attaccare anche le forze dell'ordine durante un controllo. Sono arrivati diversi esposti da parte dei residenti. Nel corso di due controlli effettuati il 28 e il 29 sera, una pattuglia delle volanti è stata fatta oggetto di bottiglie, e quindi si è data subito una risposta, come avete potuto vedere. La società che gestisce il tratto del cavalcavia 13 giugno ha deciso di murare subito gli accessi per impedire che i cunicoli tornino in mano agli spacciatori. I controlli antidroga sono poi proseguiti nella notte anche in un palazzo abbandonato a Pontevigo d'Arzare, dove sono stati identificati e portati in questura 2 stranieri. Vicino alla stazione, invece, dopo un follo inseguimento, è stata fermata una macchina con a bordo 6 cinesi. L'autista e uno dei passeggeri durante il controllo hanno tentato di disfarsi di alcune pastiglie di ecstasy, anfetamine e chetamina. Nella loro abitazione, un appartamento all'interno della Torre Belvedere in stazione, sono stati trovati alcuni connazionali. Uno di questi aveva un mandato di cattura europea per contrabbando di gasolio.